Il Cantuccio eravamo in provincia di Ascoli Piceno con lo chef Carmine Calò, che è uno dei pochi che ha ottenuto come dire, la stella Michelin nel momento che avevo preso altri impegni. Sì, avevo preso la promessa stella Michelin e poi il ristorante purtroppo. L'Espoir, no? C'era questo grassetto rosso che... Sì. Poi l'immaturità forse probabilmente, anzi sicuramente era stato quello, il voler per forza rincorrere dietro a qualcosa più glorioso che non pratico effettivamente, e ha portato insomma alla chiusura del ristorante, che è stata una cosa abbastanza triste, ecco, fondamentalmente, nonostante da parte ci stava questa cosa della Michelin che però non collimava con quelle che erano le azioni pratiche dei ristoranti, quindi ristoranti lavorati, soliti fondamentalmente. È chiaro che ci si rimane male, insomma, sì, ecco, quindi perché magari la stella avrebbe potuto cambiare appunto la vita, quindi come dire ormai le stelle le abbiamo dimenticate, anche perché una volta ottenuto la stella poi come dire te la tieni, sei stato stellato e quindi rimani appunto segnato. Quindi a questo punto immagino che fra i clienti appunto di questi primi ristoranti ci sia stato molto probabilmente un imprenditore e poi sia nata questa avventura che sta continuando quindi fra Firenze e ora Verona. Sì. Grazie. Nasce così. Grazie a tutto quello che abbiamo fatto nel nostro ristorante al Cantuccio, naturalmente siamo costruiti una certa professionalità intorno, perché comunque facevamo credibilità, lavoro, quindi grazie a questo che poi alla fine sono approdato a Firenze, al Salviatino, che in realtà grazie a Luigi Cremona che insomma è stata la trade union fra me e il Salviatino, devo ringraziarlo, devo ringraziare Luigi perché è stata una grande persona. È una grande persona tuttora, ma all'epoca insomma è quello che ci ha fatto conoscere. Poi sarebbe quello del cartone animato Ratatouille, no? Questo ispettore magrissimo che assaggia i piatti e chiaramente poi ha, come tutti del resto, ha un ricordo d'infanzia, no? Ecco, quindi gradisce molto anche sapori, come dire, autentici. Lui è uno dei più grandi palati italiani. Certo, senza ombra di dubbio, ecco. Bene. Ora adesso fra i piatti, insomma, i piatti che resistono in carta, io ho provato un delizioso, c'era sia baccalà che... Sì, l'asticella del baccalà. Sì. E i nostri piatti adesso stiamo lavorando su una linea di semplicità, no? Quindi pochi prodotti, grande materia prima, pochi prodotti nel piatto e cercando di valorizzarli nella loro essenza, no? Quindi cerchiamo di trovare le cose particolari, la grande materia prima e di unirla con semplicità, insomma questo è il nostro focus in questo momento. Pulizia. Questo è un po' l'asticella del baccalà, sta rientrando nei nostri classici storici, insomma, e non è l'altro, insomma, della semplice trippa di baccalà con delle patate affumicate elastiche. C'è anche un doppio caviale, insomma, abbiamo delle uova. Sì, le uova d'arrigo affumicate, una parte proprio calza. Quindi poi c'è anche il pomodoro, se non vale perché poi poi alla fine comunque gli ingredienti ci sono e quindi bene, complimenti, anche per l'estetica. È vero che il piatto deve essere buono, però effettivamente anche comunque l'occhio vuole la sua parte. Ad esempio il tiramisù è proprio una sorta di aprire la caffettiera e tirare su qualcosa che magari nella caffettiera può essere il fondo del caffè. E magari il caffè è proprio, come dire, sono chicchi di caffè proprio al dente. L'emblema del tiramisù è semplice, è semplicissimo. Io ricordo a casa quando si faceva il tiramisù, quindi una ricorrenza quasi. Si fa anche ad Avellino, quindi il tiramisù è un dolce di casa, quindi che ogni tanto, spesso a seconda delle esigenze si faceva in casa. E noi avevamo una caffettiera particolare, grossa, da 12 praticamente, messa in un angolo, in una credenza, e veniva usata solo esclusivamente
per il tiramisù, cioè quindi quando si prendeva quella caffettiera era tiramisù, cioè già capito, era quasi un po' l'inizio di una festa, no? Ah, la caffettiera oggi è tiramisù. E quindi è l'emblema del tiramisù, è la caffettiera, no? Quindi da dove inizia a Ma preparare veniva il tiramisù? utilizzato solo per il caffè allora o ci si metteva dentro anche in quel No, caso? no, veniva usato solo per la preparazione del caffè, Ecco, non solo è che- che c'era quella grande, poi bagnare i biscotti, insomma, la seconda coppia che si faceva, ma da là partiva proprio l'idea del tiramisù, e quindi cioè, l'accoppiamento, caffettiera tiramisù era... Cioè, Ecco, questo è uno chiaramente dei piatti, un dolce, tra l'altro nella carta c'è una carta per i dolci dove poi viene garantito anche un pre-dessert, poi c'è una mignardise finale, Certo. ecco, quindi c'è proprio tutta una sezione dedicata anche ai formaggi, quindi tutti i dessert, quindi c'è una... abbiamo un bravissimo affinatore qua in zona dei formaggi, la Bottega dei Portici, che è Giuseppe, che ci cura tutta la parte formaggi, insomma, selezione e affinamenti, quindi è molto molto particolare. Bene, visto che il nostro Carmine Calò non è una novità qui al Borsari 36, sì. 36 presso l'Hotel Vittoria, comunque notavo dalla guida del Gambero Rosso che almeno vi segnala un buon punteggio che c'è anche comunque un maître sommelier che sa, Davide, consigliare, sì. sa consigliare bene anche sui vini. Beh, sì, certo, siamo circondati da professionisti. Quindi non si fanno mancare nulla, quindi a Verona, comunque se volete insomma alloggiare, avere un ristorante di buona qualità, chiaramente l'Hotel Victoria 5 stelle, sorte veramente il boutique hotel nella zona proprio delle boutique a Verona, comunque un ristorante tra l'altro fruibile anche dagli esterni, anzi soprattutto da loro, che sono quelli che poi decretano il successo qui, e che ha un bellissimo deoro esterno che io poi dovrò provare magari con la stagione estiva, con l'Arena di Verona. Cosa succede qui quando cominciano le recite? Beh, noi siamo molto attenti a questa stagione operistica, perché un po' fa parte è un po' il fulcro, no, di Verona, Certo. o almeno è uno dei fulcri, cioè fra il Vinitali, la stagione operistica, c'è diversi eventi importanti a cui è giusto che noi operatori, quindi sia alberghieri che ristoratori, diamo la giusta importanza. Quindi noi siamo molto attenti a questa cosa e quindi abbiamo studiato dei menù particolari per permettere alle persone che vanno all'opera di poter cenare prima di andare all'opera. E quindi abbiamo il ristorante un'ora prima praticamente, abbiamo fatto dei menù proprio studiati apposta per non appesantire. Un'ora prima cos'è? 19? Alle 18:30. 18:30. Sì, apriamo alle 18:30, dedichiamo dei menù speciali proprio per poter permettere agli ospiti di mangiare e di andare all'opera in tranquillità, che di solito le opere iniziano alle 20:30 circa, quindi sarebbe un orario un po' strano per chi vuole mangiare con comodo e magari andarci. Si può fare. Sì, quindi abbiamo... Dopo cena? Dopo cena invece Cioè dopo teatro, ecco, quindi il dopo... dopo opera noi affidiamo tutto al nostro lounge bar, aperto praticamente fino alle 2, quindi andiamo un po' oltre quello che è la fine dell'opera, dove c'è una buona selezione tra tutti i vini naturalmente, whisky, rum, cognac, una buona selezione di cocktail e una carta snack, insomma, per chi vuole poi giusto sviluppare qualcosa dopo opera. Bene, quindi torneremo per la Carmen, la nuova appunto regia di Ugo Deana, dove tanti anni di Carmen by Franco Zeffirelli. Sì, Ecco, questa è un po' la novità del 2018. Grazie mille a tutti.